Per imparare a scrivere la lingua napoletana. Continua il lavoro dell'associazione I Lazzari, che si cimenta anche nella traduzione di parole inglesi entrate ormai nel nostro lessico quotidiano. Annalisa Angelone. Il web sarebbe la rete, quindi in napoletano viene naturale dire arezz, quindi anche se internet scritto con la E finale sarebbe la cosa più carina, insomma. Gli emoticons? Gli emoticons e faccella. Problem solving? Muovechire. Dalla politica e dall'economia, la spending review cosa diventa? Sparagnam diventa. Gli exit poll? Gli exit poll, che dice agenda? Con i loro corsi gratuiti, i Lazzari, una delle associazioni che salvaguardano l'eredità culturale delle due Sicilie, aiutano a far conoscere e amare, qui siamo a Benevento, la lingua partenopea con la sua ricchezza espressiva e lamentano un'assenza, manca una cattedra universitaria. C'è da dire che a Buenos Aires ci sono ben 2 corsi di lingua napoletana, mentre da noi purtroppo a Napoli non c'è nulla tranne qualche tentativo fatto alla Federico II con questo corso lanciato sul web che è Federica. Un consiglio ai più giovani che volessero postare il napoletano sul web. Allora ragazzi, il napoletano non si scrive così come lo pronunciamo, ma ci sono le vocali intermedie che vanno messe, anche se sono mute, sono atone, e soprattutto le finali. Quindi evitate soprattutto quell'adda, quando scrivete adda, tutto attaccato, adda è l'affluente del fiume Po, quindi in napoletano si scrive adda con l'H, adda, ok?